volontariato ormai da 15 anni, quindi abbiamo voluto trasformare questa attività in attività internazionale. Durante il progetto ci siamo occupati di volontariato nei confronti dei bambini, degli adulti e delle persone che sono a rischio di disagio sociale. Questa settimana qua a Nuoro sono arrivati gruppi di Polonia, Romania e Portogallo, scuole dove fanno il volontariato, e abbiamo messo in atto delle attività appunto di volontariato verso diverse categorie di cittadini nuoresi. Ad esempio abbiamo piantato delle piantine alla rotatoria di Badro Tacos, che era stata già in precedenza allestita anche con la collaborazione del nostro istituto e un SINT, la cooperativa sociale della parrocchia Maria Gabriella, e poi abbiamo fatto un intervento al centro arcobaleno dove le ragazze delle 3 nazioni hanno danzato e cantato per gli utenti del centro. Le attività continueranno nei prossimi giorni nel settore del volontariato verso l'ambiente, che è iniziato stamattina appunto con la pulizia di alcuni spazi dell'ospedale Zonchello e con l'inaugurazione di alcuni allestimenti.